è nostra abitudine fare lo scambio degli auguri per le festività natalizie. Ognuno apporta il proprio contributo, quindi è sempre bello ritrovarsi e scambiare anche qualche chiacchiera. L'assessore stasera ci fa l'onore di questo evento, quindi lascio la parola a lei se vuole. Tutto si un capo famiglia. E poi procediamo. Naturalmente da parte mia ci sono già gli auguri in generale, perché se dopo scappa qualcuno non riesco a farli, è meglio che nessuno mi può dire a me non hai fatto gli auguri, quindi auguri a tutti quanti e alle vostre famiglie. Sì. Bene, grazie al nostro coordinatore, sempre puntuale e ottimo. No, allora, per me è un piacere sempre essere qui insieme a voi, che sapete che venire qua mi fa sempre molto piacere. È stato un anno importante quello che abbiamo passato, perché per le vicende tristi, diciamo, dell'Abruzzo, insomma, è stato veramente un anno eccezionale che ha visto un grande impegno da parte vostro, con molte settimane passate, molti turni passati in Abruzzo. Ho sentito parlare molto bene di voi, perché cioè, il vostro intervento è stato notato, avete agito con professionalità e quindi questo va a vostro merito e dimostra una volta di più le vostre capacità. Cioè allenarsi, trovarsi insieme, fare squadra non è mai inutile, ma i frutti arrivano quando c'è bisogno. Quest'anno c'è stato questo momento particolare, importante. Poi sapete che quest'anno c'è stata un'altra cosa importante che adesso spero che darà senz'altro i suoi frutti il prossimo anno, cioè il discorso dell'intercomunale, e questa è una cosa molto importante. L'abbiamo visto anche nell'ultima riunione che abbiamo fatto di distretto, abbiamo parlato, abbiamo accennato, e penso che come prospettiva, ecco, questa sarà una prospettiva importante perché porterà una coesione pratica dei vari gruppi, soprattutto una coesione di tipo operativo, quella che abbiamo sempre sentito tutti quanti, sentiamo ovviamente la necessità di approfondire e di lavorare sempre più insieme, perché anche nell'ultima diciamo, esercitazione, chiamiamolo così, quella notturna che c'è stata a Musile, alla fine mi è molto piaciuto quello che è stato il debriefing, che ha visto le varie componenti che avevano partecipato, sono molto interessate, impegnate, anche nello sviscerare quelli che erano stati i problemi operativi, ma questo è un ottimo segnale, come ho avuto modo di dire, perché anche nella critica, in ogni caso è sempre costruttivo, perché viene fuori sempre quello che è l'elemento che si può migliorare, e questo fa ben sperare per il futuro. Questa è stata un'ulteriore esperienza che mi è molto piaciuta, devo dire, ecco. E quindi sono contento. Bene, allora colgo l'occasione per fare l'augurio di buon Natale e di felice anno nuovo a tutti voi e alle vostre famiglie, e basta parole. Naturalmente un ringraziamento va a chi siete. Sì, Grazie. Poi vediamo se ringraziamo. Solo l'apparenza ma l'apparenza visibilità che dà in Giovanni. Ci appropriamo, mi raccomando, io comincio a assaggiare perché